Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Banda di rapinatori fa saltare un postamat a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, un bancomat in pieno centro a Lentini, nel Siracusano. Catena di incidenti stradali nel Palermitano. A Campofelice di Roccella è morto un motociclista di 39 anni. A Cefalù resta in gravi condizioni il bambino di 5 anni investito sul lungomare da un furgoncino. La stessa arma, un Kalashnikov, usata in 3 sparatori a Palermo. Nell'ultima in via Montalbo, una passante è rimasta ferita per errore. La famiglia Riina raccontata dal primogenito Salvucci ad una radio ungherese. In famiglia, ha detto, vivevamo nell'amore. Sono in attesa di ripartire gli attivisti della Sumud Flottiglia bloccata da Israele a Creta, tra loro anche il giovane di Belpasso che è riuscito a mettersi in contatto con i familiari solo ieri sera. Calcio, il Palermo vince e si proietta verso i play-off. Ieri al Barbera 3-2 al Catanzaro. Inzaghi dice avremmo meritato la promozione. Catania, lunedì la partenza per il ritiro di Veronello, dove sarà organizzata una amichevole. Donnarumma, Miceli e Lunetta pronti per la prima dei play-off. Rapinatori scatenati, l'esplosivo fa saltare un postamat a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, ed un bancomat in pieno centro a Lentini. In entrambi i casi indagano i carabinieri. Sentiamo Tonino De Mana. Hanno piazzato una potente carica esplosiva, in gergo tecnica della marmotta, con l'obiettivo di far saltare il postamat e di arraffare il denaro. Missione compiuta soltanto a metà, visto che, nonostante i danni provocati all'ufficio postale di via Tripoli a Ficarazzi, frazione di Aci Castello, la cassaforte non è stata sottratta. L'assalto si è verificato intorno alle 4 del mattino, con la deflagrazione che ha sventrato anche un muro del vicino appartamento. Io ho sentito mentre ero a letto il boato e mi aspettavo di sentire anche le sirene dei carabinieri o della polizia. Me lo sono immaginato che avevano fatto scoppiare qua il bancomat, come si chiama. Amara sorpresa per chi, in mattinata, si è recato all'ufficio postale o per chi, semplicemente, doveva prelevare. Più tardi, se vado in altra posta a San Gregorio, all'Aci Castello, là sotto, non lo so. I nostri soldi ne potremmo pigliare. Per necessità devo pagare cash, mi ritrovo in problemi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e gli artificieri. Al vaglio degli inquirenti i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Colpo riuscito e bottino da quantificare invece allo sportello bancomat della BNL in piazza Beneventano a Lentini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Paura tra i residenti svegliati dal forte boato. La giornata del 1° maggio ieri è stata segnata da gravi incidenti stradali. A Campofelice di Roccella è morto un motociclista. A Cefalù resta in condizioni critiche un bambino di 5 anni investito sul lungomare da un furgoncino. Eva Spampinato. 1° maggio drammatico sulle strade della Sicilia occidentale. Nella notte è morto Davide Bellina, 39 anni, dopo lo scontro tra la sua moto e una jeep sulla statale 113 a Campofelice di Roccella. Trasportato all'ospedale Giglio, i tentativi dei medici sono stati inutili. Restano gravissime le condizioni del bambino di 5 anni investito ieri sul lungomare di Cefalù da un furgoncino. Ricoverato a Palermo all'ospedale Villa Sofia è in neurorianimazione. Il trauma cranico preoccupa e sono in corso nuovi accertamenti. Altro incidente a Bolognetta. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito nello scontro tra uno scooter e un'auto. È in codice rosso all'ospedale civico. Indagano i carabinieri per chiarire dinamiche e responsabilità dell'incidente. E a Custonaci, nel Trapanese, c'è stato un altro incidente stradale mortale. Un giovane ha perso il controllo del suo scooter finendo fuori strada. Sarebbe stata usata la stessa arma nelle sparatorie delle ultime settimane a Palermo. Intanto si apprende di un secondo ferito, una donna che passava per caso in quegli istanti nella sparatoria del mercato di via Montalbo. Maglio Viola. Una sola mano per 3 diverse sparatorie che a prima vista potrebbero sembrare figlie di richieste estorsive o di uno scontro tra 2 diversi gruppi. Le 3 sparatorie che adesso la squadra mobile di Palermo associa fra loro sono quella di via Don Minzoni nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, i colpi esplosi contro il ristorante Il Brigantino di Sferacavallo qualche giorno prima, il 25 aprile, e la raffica contro il deposito della Sicily Bycar di Tommaso Natale del 9 aprile. Gli inquirenti tendono a legare le 3 vicende perché i colpi sono stati esplosivi
muniti in tutti e tre i casi da un Kalashnikov e sono tutti calibro 7,62. Vicende che avvengono sì ad una certa distanza l'una dall'altra, ma tutte all'interno del mandamento mafioso di San Lorenzo. Per questo le indagini si indirizzano verso una recrudescenza mafiosa comunque legata ad ambienti criminali di spessore. A parte l'intimidazione al deposito di Sicily Baikar, le altre raffiche di mitra erano indirizzate, come detto, a un ristorante e all'abitazione, oltre che all'auto, una Fiat 500 della medesima persona. Vicenda diversa invece sarebbe quella della sparatoria del mercato di via Montalbo, che inizialmente era stata accostata alle altre. Oltre a Danilo Dignoti, 37 anni, ritenuto il bersaglio dei due aggressori in ciclomotore che lo hanno ferita a una coscia, proiettili vaganti hanno ferito in modo non grave anche una donna che si trovava a passare e si stava recando presso la medesima macelleria dalla quale Dignoti era appena uscito al momento dell'agguato. La donna di 67 anni è stata raggiunta da un proiettile al gluteo e da una scheggia metallica alla coscia sinistra e si trova ricoverata nel reparto di chirurgia del polo traumatologico dell'ospedale Villa Sofia. Salvuccio Riina, figlio di Totò, il capo dei capi, torna a fare parlare di sé, ospite di una radio ungherese per presentare il suo libro. Si lascia andare ad alcune affermazioni che hanno suscitato l'ilarità anche dei conduttori. Tra queste: in famiglia vivevamo nell'amore. Emanuela Corsi. Si viveva nell'amore a casa di Totò Riina e poco importa se fuori dalle mura domestiche si spargeva sangue o non si contavano più i morti, ma in casa si viveva una vita normale. Salvuccio Riina torna a far parlare di sé, questa volta per un'intervista rilasciata in Ungheria a Radio 1. Ospite del morning show Balázsék, il terzogenito del boss di Cosa Nostra, ha presentato il suo libro Riina Family Life. Dobbiamo baciare un anello col sigillo, ha esordito il conduttore Sébastien Balázs. Salvuccio Riina si schermisce. No, non bisogna baciare alcun anello. Per 4 mesi ogni mattina lo show radiofonico più seguito in Ungheria, con una media di 1,5 milioni di ascoltatori, ha dedicato spazio tra il serio e l'ironico al libro scritto dal terzogenito del superboss dopo aver scontato 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Come sigla, la musica del Padrino. Finora abbiamo sentito parlare di omicidi, sentenze, attentati. Tu hai scritto questo libro per mostrare il lato positivo di tuo padre, chiedono gli intervistatori. Riina risponde: per quanto mi riguarda, in famiglia vivevamo una vita normale. Per noi bambini la cosa più importante era che vivevamo nell'amore. In studio ridono e commentano: questo è rassicurante, non avrei potuto vivere con l'idea che un boss mafioso non viva nell'amore. Non è la prima volta che un'intervista a Salvuccio Riina faccia discutere. A settembre dello scorso anno, ospite di un podcast di 2 ragazzi palermitani, aveva incensato il padre senza però un contraddittorio. Un episodio che aveva indignato l'opinione pubblica e pure l'ordine dei giornalisti. A Milazzo i carabinieri hanno arrestato un uomo per violenza sessuale su un minore. Il provvedimento dopo la denuncia della madre della vittima. L'uomo ha tirato in spiaggia con un pretesto il minore che giocava in casa con dei coetanei per poi abusare sessualmente di lui. Gli attivisti della Sumud Flottiglia, bloccata da Israele, sono ancora a Creta in attesa di ripartire. Tra loro c'è anche Dario, il giovane di Belpasso, che solo ieri sera è riuscito a mettersi in contatto con i familiari. Orazio Longo. Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia per Gaza, intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo, sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta, in Grecia. Scortati dalla guardia costiera locale, i 173 attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione non meglio specificata dalle autorità. Tra loro anche il 44enne di Belpasso, Dario Alfredo Chiantello. La famiglia fa sapere che l'uomo si trova con gli altri attivisti, sta bene e non ha subito forme di violenze. È in attesa di poter ritornare presto in Italia. L'uomo, che solo ieri sera è riuscito a mettersi in contatto con i suoi familiari più stretti, ha raccontato di non avere con sé nient'altro se non il passaporto e di stare ottenendo assistenza logistica da parte di volontari del luogo. Per i familiari, nonostante le notizie rassicuranti, sono comunque ore di apprensione. Mentre continuano i presidi in tutta Italia, uno davanti alla Farnesina, sede del Ministero degli Esteri, per chiedere il rilascio di 2 attivisti che, a differenza degli altri 173, sono stati portati in Israele per essere interrogati. Un esposto urgente è stato depositato da Global Sumud Italia alla Procura di Roma.
Domani a Catania, e questa è una notizia che riguarda gli automobilisti o chi ha voglia domani di passare una giornata al mare proprio alla playa, sono previste modifiche alla circolazione su Viale Kennedy. Siamo appunto nella zona della playa che sarà interessata da una gara podistica. Dalle 7 del mattino fino al tardo pomeriggio è stato istituito il divieto di transito su una delle corsie del lungomare della playa in direzione Siracusa, nel tratto compreso dalla rotatoria del Palaghiaccio alla rotatoria con la strada provinciale 53 San Francesco l'Arena. La Polizia Municipale invita gli automobilisti che vogliono comunque recarsi sul posto a utilizzare la viabilità alternativa. E c'è chi ha già fatto l'assaggio di estate a Marina di Ragusa, infatti si respira già aria di vacanza. Veronica Barbarino. Un ponte del 1° maggio che profuma d'estate. Marina di Ragusa ha dato ufficialmente il via alla stagione balneare. Tra autoctoni e vacanzieri c'è chi passeggia sul lungomare, chi prende il sole e chi, più coraggioso, azzarda il primo bagno. Com'è l'acqua? No, allora l'acqua è abbastanza buona, mi aspettavo di peggio in realtà, è il primo bagno dell'anno. La temperatura mite e i prezzi ancora contenuti della bassa stagione rendono questo periodo ideale per una breve vacanza da immortalare rigorosamente con foto artistiche vista mare e fare il pieno di sole. Ma noi siamo venuti qua il 1° aprile, non vedi come siamo belli abbronzati, guarda, faccio vedere, guarda come sono belli. Questo è il primo sole? Il primo sole, assolutamente, si vede anche il primo sole. Io spesso, anche 4-5 volte l'anno, quando posso vengo giù in Sicilia. Per me la Sicilia è qualcosa di meraviglioso. Un buon inizio di stagione, come sottolinea Federalberghi. I flussi sono in aumento come del resto in tutta la Sicilia, particolarmente in provincia di Ragusa sono aumentati i flussi tedeschi, francesi e anche con l'avvento del catamarano ci sono anche flussi maltesi, soprattutto al porto turistico. La voglia di sole, mare e relax non manca e la Sicilia ancora una volta sa come soddisfarla. Il conducente di un autobus di linea di Marsala avrebbe schiaffeggiato un ragazzo dopo che questi l'aveva insultato perché era stato invitato a non fumare sul mezzo pubblico. Un passeggero ha ripreso la scena e il comune di Marsala ha disposto un'indagine amministrativa. Crisi idrica in provincia di Agrigento, a Montevago si corre ai ripari, partono infatti i lavori per una nuova condotta che collegherà la sorgente San Nicola al serbatoio comunale. Davide Sardo. Sete di acqua in provincia di Agrigento, ma da Montevago arriva un segnale concreto: contro la crisi si passa all'azione. In un territorio sempre più in difficoltà per la carenza idrica si aprono cantieri che puntano a dare risposte immediate. A Montevago sono partiti i lavori per captare la sorgente San Nicola e collegarla al serbatoio comunale. Un intervento strategico inserito tra le priorità per fronteggiare l'emergenza acqua che interessa non solo questo comune ma gran parte della provincia di Agrigento. L'obiettivo è semplice: aumentare la disponibilità idrica e rendere più stabile la distribuzione. La nuova condotta, pronta in circa 100 giorni, garantirà un flusso costante di acqua, migliorando il servizio per i cittadini. Un'opera concreta, mentre intere comunità continuano a fare i conti con turnazioni e disagi quotidiani. Da Montevago arriva quindi un segnale che guarda oltre i confini locali. Interventi come questo possono diventare un modello anche per altri territori siciliani, chiamati a reagire ad una crisi che ormai è strutturale. Piccoli cantieri, grandi risposte. È da qui che può partire il rilancio della rete idrica in tutta l'isola. Predatori di metalli all'opera, depredate centinaia di colonnine di ricarica delle auto elettriche. Sentiamo Tonino De Mano. Depredate o vandalizzate, nel 90% dei casi per rubare il rame, il cosiddetto oro rosso. L'altra faccia del passaggio alle auto elettriche è quella degli assalti predatori alle infrastrutture per la ricarica, con la Sicilia che sta vivendo un'emergenza che colpisce la mobilità sostenibile. È sistematica la distruzione delle colonnine, prese di mira da bande specializzate a Catania come a Palermo, passando per Messina e le province dell'entroterra, diversi casi segnalati nell'Ennese. Un cavo per ricarica rapida può contenere
contenere diversi chili di rame da 7 a 25 per i modelli più grandi, e se per ogni colonnina il guadagno per i malviventi si aggira intorno ai 20-30 euro, il danno per il gestore è decisamente più elevato. La peculiarità di questi cavi è che quando vengono tranciati costano poco, quando si devono riparare costano tantissimo. Riparare una colonnina del genere quanto può costare? Anche 1.000 euro. Un disservizio che colpisce tutti. Vorrei ritornare all'endotermico se questa situazione continua, perché non mi consente di fare lunghi tragitti. Serve controllo e attenzione, perché anche quando troviamo auto che non devono ricaricare, che occupano il posto di ricarica, l'unico disponibile, se cerchiamo aiuto nelle forze dell'ordine intervengono con i loro tempi. I continui furti denunciati dagli automobilisti ricadono negativamente sul turismo e frenano il passaggio alla transizione ecologica dell'isola. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie, parleremo fra l'altro di auto americane. A Ortigia, in mostra le mitiche auto americane lungo il corso Matteotti, c'era anche una copia della celebre auto della serie Supercar. Francesco Aloi. Noi siamo uscite per venire a fare colazione, abbiamo visto tutte queste auto e non ce l'aspettavamo proprio, zero, completamente, che poi sono pure bellissime. Oltre alle meraviglie di Ortigia, chi fa una passeggiata in centro fotografa anche queste auto. Siamo venuti per visitare la città, ma abbiamo trovato una bella sorpresa, tante belle macchine americane. Mio nonno ha una autoconcessionaria, quindi gli racconterò di aver visto. Anche se soltanto per qualche ora, il corso Matteotti diventa un parcheggio di auto americane. 17 in tutto, 15 arrivano da Malta, 2 da Pozzallo. È stato un piacere venire qua, vedere queste auto ai residenti e ai turisti. La gente, quando si vede, specialmente quelli di epoca, anche vanno indietro nella memoria. Una grande sorpresa per gli appassionati delle 4 ruote, ma anche un'occasione per tuffarsi in questo mondo. La grande partecipazione spero ci porti a ripetere in futuro altre iniziative di questo genere. E poi, ciliegina sulla torta, c'è anche la copia fedele della celebre Kit, l'auto futuristica protagonista della serie Supercar. Costruito 11 anni fa questa replica di Kit. Ma con quest'auto la fermano tutti? Sì, diciamo che sono sempre fermato, anche dalle forze dell'ordine, ma giusto per fare delle foto, dei selfie. Siamo agli spettacoli, torna al suo pubblico Giusy Ferreri. Dopo l'uscita dei brani Musica Classica e A Due Passi dal Mare, l'artista si è esibita a Raffadali con il tour Live 2026. Davide Sardo. Grande successo a Raffadali per il ritorno live di Giusy Ferreri. Dopo l'uscita dei brani Musica Classica e A Due Passi dal Mare, sigle della fiction di Rai 1 Roberta Valente, Notaio in Sorrento, l'artista è tornata sul palco con il tour Live 2026. Il concerto, anteschena il 1° maggio in Piazza Progresso, ha richiamato un pubblico numeroso per un evento a ingresso libero. Un live intenso e coinvolgente con una scaletta che ha attraversato le tappe più importanti del suo percorso musicale. Da Non ti scordar di me fino alle produzioni più recenti, la cantante siciliana ha alternato momenti coinvolgenti a passaggi più intimi, creando un forte legame con il pubblico presente. Applausi e cori hanno accompagnato l'intero spettacolo, trasformando la piazza in un grande spazio condiviso di musica e partecipazione. Un successo che conferma il forte richiamo dell'artista e rilancia Raffadali come palcoscenico di eventi di rilievo, aprendo ufficialmente la stagione dei concerti all'aperto. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva, con la vittoria del Palermo che adesso inizia a focalizzarsi verso i play-off. A tra poco.
Il Palermo vince e pensa ai play-off. Ieri al Barbera 3-2 al Catanzaro. Zaghi dice avremmo meritato la promozione. Marco Gullà. Al Barbera gol e divertimento, il Palermo batte il Catanzaro 3-2, una gara caratterizzata da diversi errori sul piano tecnico da una parte e dall'altra. I 28.000 del Barbera non si sono certamente annoiati, ma è ovvio che il Palermo in vista dei playoff dovrà certamente evitare alcune sbavature come quella in occasione del primo gol del Catanzaro da parte di Magnani che regala palla a Pittarello. Il Palermo pareggia con Jonsen, poi su una nuova disattenzione difensiva arriva il raddoppio del Catanzaro sempre con Pittarello. Nella ripresa pareggio con autogol di Noamà, nel finale la rete su calcio di rigore del solito Poyampalo per il 3-2 definitivo. Chiudiamo bene, molto bene, lo dovevamo a questi quasi 30.000 spettatori, è una cosa straordinaria quello che si sta creando tra noi e la nostra gente. Insomma, nelle ultime 12 partite ne abbiamo vinte 11, pareggiata una, penso che diamo grande continuità. Sono felice per la squadra e insomma arriviamo a 72 punti, c'è un po' rammarico perché con questi punti insomma negli ultimi anni si sarebbe andati in Serie A, però dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo andarcela a prendere in un altro modo. Tanti cambi, tra le note positive di ieri la prestazione di Giovane. È stato un bel test perché abbiamo sfidato una squadra che potremo incontrare anche ai playoff e ci ha fatto vedere a che livello siamo. Sono molto contento di aver giocato così tanto, che era da un po' che non avevo questo minutaggio, e di aver dato un contributo alla squadra a vincere. Palermo chiuderà la stagione regolare venerdì prossimo a Venezia, già promosso in Serie A. E lunedì il Catania parte per il ritiro di Veronello, dove sarà organizzato un amichevole. Sentiamo Marco Carli. Veronello, recupero infortunati ma anche Torre del Grifo. Restano tanti temi in casa Catania anche se l'esordio nei playoff arriverà fra 2 settimane. Partiamo da Veronello, il ritiro voluto dal tecnico e dalla società. Partenza la sera del 4, primo allenamento il 5 fino al 10 maggio. Nel mezzo, con ogni probabilità, un amichevole che deve essere probante. Infortunati, Donnarumma e Miceli ci saranno per la prima partita dei playoff. Lunetta, come detto anche la Toscano, combatte da tempo con il problema all'adduttore che ne ha frenato le prestazioni, ma il giocatore ha sempre dato il massimo e lo farà nei playoff, dove inevitabilmente il recupero non può essere ottimale visto che si gioca ogni 3 giorni. Per Casasola l'obiettivo è il 20 maggio, ritorno dei quarti di finale, ed è una data chiave perché sappiamo quanto il giocatore sia fondamentale per la manovra del Catania e per il 3-4-2-1 di Toscano. Per Rolfini e Corbari i tempi più lunghi, si va oltre i quarti di finale. Mentre la squadra si sposta a Veronello, la società lavora per Torre del Grifo. Obiettivo: i 2 campi in erba dove è già stata portata l'irrigazione, poi la sede e gli spogliatoi, la pulizia del centro anche dalla terra dell'Etna che è piovuta in questi anni ha richiesto tempo. Al momento il cronoprogramma potrebbe prevedere ritiro fuori e avvio della stagione dalle settimane che precedono immediatamente il campionato finalmente nella casa rossa-azzurra. Ma ancora è presto per parlare del prossimo torneo. Ce n'è uno, questo, da completare e nel miglior modo possibile. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.